Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Penna Nera, la rubrica che vi racconta il mondo degli alpini della sezione di Vittorio Veneto. Puntata natalizia che arriva tra Natale e Capodanno, puntata in cui gioco forza faremo anche un po' il bilancio di quest'anno, un anno che è stato così portatore di molte novità per la famiglia alpina vittoriese. C'è stato il cambio del presidente e ovviamente, come al solito, tantissime iniziative che sono state organizzate dagli alpini per la comunità, e sarà una puntata molto ricca quella di quest'oggi, a cominciare dal parterre che è qui con me in studio. Quindi vado subito a presentare Maurizio Casetta, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Ben ritrovato, buonasera a Maurizio Casetta e buonasera anche a Fulvio Fioretti, direttore responsabile del giornale L'Alpin del Vittoriese. Buonasera. Buonasera. E Valentino De Nadai, referente del centro studi ANA sezionale. Buonasera. Buonasera a tutti. Chiedo a Maurizio Casetta, siamo proprio, come dicevo, tra Natale e Capodanno, quindi un po' l'augurio agli alpini che forse in questi giorni stanno adeguatamente festeggiando anche. Beh, avranno festeggiato anche abbondantemente, credo. E noi ci siamo ritrovati il 24 al Bosco delle Penne come di consueto, per farci gli auguri, come da tanti anni a questa parte, una celebrazione, oserei dire, sì, celebrazione proprio del nostro Natale in un posto molto particolare per noi, per tutto il mondo degli alpini, che è il Bosco delle Penne Mozze. Una cerimonia molto mesta, ma molto sentita, come dicevo prima, con partecipazione di tanti alpini delle 4 sezioni che compongono, diciamo, il Bosco delle Penne Mozze. Ricordo la sezione di Conegliano, la sezione di Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Un augurio certamente l'ho fatto lassù, lo ripeto per chi non ho avuto la possibilità di vedere prima di Natale, visto che appunto questa puntata, come diceva Federico, è a cavallo tra Natale e Capodanno, per cui un augurio a tutti gli alpini della sezione di Vittorio Veneto, tutti i 2500 alpini, ma soprattutto agli alpini che non possono partecipare alla nostra vita attiva perché o infermi o l'età non gli permette appunto di essere attivi come noi vorremmo e come anche loro vorrebbero, ovviamente. Certo, no? certo. Ecco, quindi un augurio a tutti quanti per un Natale appena passato, ma un augurio per un buon e felice 2026 e buone feste in generale. Certamente, poi avremo modo anche di continuare, insomma, questi auguri sul finale di questa puntata. Avremo anche alcune immagini del pranzo ufficiale degli alpini, appunto della sezione ANA di Vittorio Veneto, che si è svolto a fine novembre, ma è stata l'occasione proprio per farsi gli auguri, e noi eravamo presenti appunto con le nostre telecamere, ma entriamo un po' nel vivo dei temi che affronteremo nel corso di questa puntata e partiamo parlando del centro studi della sezione ANA di Vittorio Veneto. Per la verità ne abbiamo già parlato anche altre volte, l'abbiamo citato più volte nel corso del nostro percorso, delle nostre trasmissioni qui con Penna Nera, ma oggi vogliamo proprio fare un focus. Che cos'è questo centro studi, da chi è composto e soprattutto quali sono le attività che svolge nel corso dell'anno. Allora io mi rivolgo subito a Valentino De Nadai e raccontiamo intanto appunto che cos'è questo centro studi. Diciamo la dicitura un po' ce lo ricorda, ma questo centro studi della sezione ANA di Vittorio Veneto. Sì, buonasera a tutti quanti. Innanzitutto volevo ringraziare il presidente Casetta, che io sono referente del centro studi da marzo, e della fiducia che lui mi ha accordato, che spero di dimostrare nel miglior modo possibile. Abbiamo fatto un cambio. È stato fatto un cambio, esatto. Il centro studi è una struttura della sezione, è formato attualmente da 8 persone,
È un servizio che lavora su progetto e diciamo, è attivo tutto il tempo dell'anno. Diciamo, questa è la cosa principale diciamo, della struttura del centro studi. Come dicevo, abbiamo dei progetti. Il progetto più importante che stiamo portando avanti è il progetto delle scuole. Siamo entrati in un programma di educazione civica nella quale cerchiamo di portare a conoscenza dei ragazzi quali sono i nostri principi, i nostri valori, il nostro amore per la patria, il nostro amore per il territorio, specialmente in quello montano. Abbiamo presentato un progetto che si chiama Alpini a scuola, il quale poi è stato suddiviso in 3 altri subprogetti. Dal titolo Il mulo, un animale generoso, dove con l'ausilio e la preparazione del reparto Salmerie siamo stati presenti in classe con i ragazzi e abbiamo spiegato loro qual è la genetica, l'anatomia di questo animale, l'importanza che ha avuto il mulo nei reparti alpini e l'importanza che ha attualmente per quanto riguarda i gruppi rievocatori. Abbiamo inoltre avuto la possibilità di portare nel cortile delle scuole una coppia di muli per fare in modo che tutti i ragazzi dalla prima alla quinta, stiamo parlando di primarie, hanno avuto modo di vedere, di toccare, di accarezzare questo animale che per quanto riguarda gli alpini e l'alpinità è sempre stato molto importante. Qual è stata la risposta da parte dei bambini, dei ragazzini, sia alla parte più teorica, diciamo, della spiegazione, sia poi all'incontro effettivamente con questi animali? Allora, sappiamo che le lezioni in classe sono sempre lezioni in classe, anche se trattano argomenti che non sono i soliti. Indubbiamente la maggior soddisfazione l'abbiamo avuta quando i ragazzi sono scesi in cortile e hanno visto la coppia di muli e quindi lì ci sono state proprio un exploit di gioia da parte di tutti quanti, poi la possibilità di avvicinarli, di toccarli, di fargli una carezza sul muso è stato quello che ci ha gratificato notevolmente poi alla fine. Ecco, diamo un po' di numeri, quante classi avete coinvolto e quanti ragazzini effettivamente sono stati coinvolti nel corso di quest'anno? Allora, in questo anno scolastico noi siamo stati in 5 scuole, 4 scuole del comprensivo 2 di Vittorio Veneto e una scuola del comprensivo Follina Tarso, la scuola primaria di Santa Maria. Siamo stati totalmente mettendo insieme anche le attività fatte nell'anno scolastico precedente, siamo stati in 8 scuole, siamo entrati in 57 classi ed abbiamo interagito con 988 alunni. Beh, caspita, direi che insomma sono numeri di tutto rispetto e magari non per tutti quanti, diciamo, tutto quello che avete trasmesso sarà arrivato proprio a destinazione, ma anche se in una piccola percentuale i valori degli alpini, quello di cui voi avete parlato, insomma, anche se in una piccola percentuale avesse attecchito, insomma, questa piantina, chissà che poi questa piantina possa crescere per, ce lo auguriamo, una società migliore, giusto Valentino? Sì, è questo fondamentalmente il nostro obiettivo, riuscire a far capire ai ragazzi quali che sono i nostri principi, i nostri valori, nella speranza che loro ne prendano atto e che poi un domani diventino degli adulti responsabili e quindi anche per creare un futuro migliore di quello che attualmente abbiamo. Ecco, passo la parola per un attimo al presidente Maurizio Casetta. Casetta, l'importanza di questo progetto, mi permetto di dire che abbiamo deciso di fare anche questa puntata perché magari molto spesso di queste cose non si sente parlare, ok? Sono delle iniziative in positivo volte a sensibilizzare appunto le giovani generazioni, ma sono cose di cui non si parla. Invece è giusto parlarne, Maurizio.
Sì, è giusto parlarne e gli alpini stanno parlando di questa cosa da parecchio tempo. Noi siamo entrati qualche anno fa nelle scuole come centro studi, è un centro studi diciamo molto giovane perché abbiamo cominciato ovviamente in sordina, poi ci siamo inseriti nelle scuole, ci stiamo lavorando molto bene nelle scuole, per cui è giusto parlarne, sì, è giusto parlarne perché il centro studi è una realtà concreta ed è il futuro, oserei dire quasi è il futuro degli alpini, ma non tanto degli alpini noi con il cappello, con la penna, ma è il futuro della nostra società. Noi non andiamo a parlare nelle scuole di alpini, non andiamo a parlare di quello che è il mondo militare, eccetera. Questa è un'altra cosa. Nelle scuole andiamo a parlare di, come diceva Valentino, di educazione civica. Vogliamo che i nostri giovani crescano responsabili e diventino degli adulti responsabili per creare una società migliore. Questo era uno dei progetti, appunto i muli in classe e nel cortile della scuola, ma De Nadai, non solo questo è il vostro progetto rivolto alle scuole, ce ne sono altri due. Esatto, ce ne sono altri due. Il secondo progetto ha del titolo 4 passi con gli alpini. Abbiamo organizzato, strutturato e siamo riusciti a mettere in campo, con la collaborazione naturalmente del corpo docente, delle escursioni dove abbiamo portato i ragazzi di quarta e quinta elementare. Le escursioni sono state al Monte Altare e al Colle di Sant'Augusta. In queste escursioni abbiamo parlato di fauna, abbiamo parlato di flora, abbiamo parlato di territorio, abbiamo parlato anche della composizione del territorio della nostra conca vittoriese e abbiamo affrontato anche l'argomento storia, in particolare nell'escursione di Sant'Augusta, dove abbiamo allungato un po' la strada e siamo arrivati fino a Borgo Pradal. E lì abbiamo interessato i ragazzi in un evento che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale ed esattamente la retata del 23 agosto del 1944. Lì, usufruendo di un libro che parla proprio di quel periodo, di quegli eventi, Borgo Pradal, che volevo sottolineare, è stato poi incendiato da parte dei tedeschi, sono state incendiate quasi tutte le case. Lì abbiamo raccontato la storia di questo borgo, abbiamo fatto leggere delle testimonianze che sono state rilasciate da persone che a quei tempi abitavano in quel borgo, erano giovani, comunque hanno portato il loro ricordo. Ecco, quindi un modo per non solo immergere i ragazzi nella natura, quindi già lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, in una società in cui si tende a stare dentro, voi li avete portati fuori, li avete portati all'esterno, ma poi con un racconto anche storico, giusto? Quindi un mix, diciamo, tra le due cose. Un terzo progetto riguarda invece il Bosco delle Penne-Mozze. Il Bosco delle Penne-Mozze, questo è il titolo, il bosco della storia. Qui diciamo che noi abbiamo, la nostra parte è stata nell'organizzare la trasferta delle scuole in quel luogo, perché poi per quanto riguarda della spiegazione del luogo, dell'importanza di quel luogo, perché è nato, perché viene mantenuto ancora oggi la memoria viva di questi alpini che sono andati avanti, lasciando la loro vita a nostro favore un domani, diciamo, è a carico dell'associazione dell'ASPEM o del comitato del Bosco delle Penne-Mozze. Comunque anche questa è stata una bellissima esperienza, che nell'insieme dei tre progetti noi abbiamo avuto una magnifica partecipazione da parte degli allievi e un'ottima risposta da parte del corpo docente e delle presidenze.
Direi che quindi il vostro lavoro fatto nei confronti delle giovani generazioni spazia insomma su più fronti e l'abbiamo raccontato. Credo che si possa fare così un invito alle scuole, magari a qualche nostro telespettatore che in questo momento ci sta vedendo. Valentino, correggimi se sbaglio, ovviamente voi siete aperti alle candidature ovviamente per poter portare i valori degli alpini nelle scuole, no? Certo, abbiamo un progetto nuovo che abbiamo già presentato al comprensivo di Cordignano, Ippolito Nievo. Il progetto è stato accettato di buon grado, a rientro delle vacanze natalizie ci troveremo con il corpo docente e lì metteremo a calendario quali saranno le date nelle quali noi saremo presenti anche in quel comprensivo che comprende 4 scuole, ulteriori 4 scuole. Ecco, insomma, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Voltiamo pagina, ma rimaniamo all'interno delle attività del centro studi, perché abbiamo parlato della diffusione dei valori degli alpini alle giovani generazioni, ma poi c'è anche tutto un lavoro di valorizzazione del patrimonio culturale che è proprio degli alpini, anche con la catalogazione di un patrimonio di libri che sono in possesso alla sezione. Quindi che cosa state facendo? State creando una sorta di biblioteca degli alpini sezionale, Valentino? Allora, le biblioteche sono già tutte attive. Questo progetto riguardante le biblioteche è un progetto che ci ha dato notevoli soddisfazioni e dei risultati anche, possiamo dire, di eccellenza. Il progetto è partito a fine del 2022 ed è terminato pochi mesi fa. Consiste nella catalogazione e l'inventario di tutto il patrimonio librario della sezione di Vittorio Veneto. Quindi la biblioteca della sede sezionale, le biblioteche dei 19 gruppi e le biblioteche dei 3 cori ANA sezionali. Il totale di questo patrimonio ci porta ad oggi ad avere oltre 3.000 libri a disposizione di chiunque volesse farne uso, chiunque ne volesse consultare per cose proprie, per iniziative, per ricerche, per cultura personale. Certo. Quindi abbiamo detto un patrimonio di 3.000 libri, quindi non stiamo parlando insomma di poca cosa, ma so che questo progetto vostro della sezione è forse uno dei primi in Italia, giusto? Sì, abbiamo avuto la lieta comunicazione durante l'incontro dei centri studi che è stato fatto a Somma Campagna il 4 di ottobre. Quando è stato affrontato l'argomento biblioteche, la referente per l'ANA nazionale ci ha comunicato che la sezione di Vittorio Veneto è una delle più virtuose tra le 80 sezioni disperse nel territorio. Occupiamo un 4º posto assoluto a livello nazionale. Un 4º posto che però io mi permetterei di analizzare un attimo, analizzando la posizione del secondo e del terzo. Il 2º posto in questa graduatoria è tenuto dalla biblioteca del Centro Studi Nazionale. Il 3º posto è della biblioteca del Centro Addestramento Alpino di Aosta. Quindi se vogliamo rimanere in ambito di sezione, la sezione di Vittorio Veneto si trova a questo punto seconda a livello nazionale subito dopo la sezione di Brescia. Quindi è sicuramente un risultato molto importante e che gratifica moltissimo il lavoro fatto. In più, questa seconda posizione a livello nazionale dove ci proietta? Ci proietta automaticamente come prima sezione del terzo raggruppamento. Quindi siamo la prima sezione a livello di catalogazione e inventario del patrimonio librario tra le 25 sezioni che formano per l'appunto il terzo raggruppamento. E questo, lasciatemelo dire, è veramente un risultato di piacere e diciamo c'è anche sottolineato un piacere anche un po' personale. Immagino l'orgoglio insomma che noi stiamo condividendo adesso con voi telespettatori è quello dell'intera sezione ANA di Vittorio Veneto per questo fiore all'occhiello.
Prima di parlare sempre con il centro studi del Libro Verde e quindi diciamo di quello che è un bilancio anche del lavoro che viene fatto dagli alpini anno dopo anno, e poi ci arriveremo, io cambierei un po' argomento e mi rivolgerei a Fulvio Fioretti e questa volta parliamo del giornale degli alpini, il giornale ufficiale della sezione ANA di Vittorio Veneto, che si chiama, non poteva essere altrimenti, l'Alpin del Vittoriese, giusto? Fulvio Fioretti è il nuovo direttore, da qualche mese possiamo dire è il direttore del giornale. Allora, innanzitutto, come hai accolto, Fulvio, questa notizia per questo nuovo incarico, insomma, che ti è stato dato dalla sezione? Sappiamo che tu, insomma, sei un veterano della sezione, però, insomma, in questo nuovo ruolo, come sta andando in queste settimane? Beh, intanto buonasera a tutti. E intanto dobbiamo dire che è uscito il numero annuale dell'Alpin del Vittoriese, del quale io ho messo la firma come direttore responsabile, che in realtà ho trovato il lavoro quasi pronto, poiché l'amico Maurizio Casetta quando me l'ho chiesto io ho detto sicuramente sì, però ufficialmente dal 21 ottobre sono direttore responsabile di questa pubblicazione e come dicevo prima ho trovato il lavoro gran parte fatto da parte del centro studi e da Valentino che ha coordinato un po' tutta la raccolta del materiale. E in questo, riallacciandomi al discorso della biblioteca, devo dire che gli alpini oltre a lavorare sanno anche leggere, perché i libri sono dislocati in tutti i gruppi, sanno anche scrivere, come si potrà vedere dall'ultimo numero dell'Alpin del Vittoriese, nel quale abbiamo dovuto fare un grosso lavoro di taglio per ridurre anche l'impaginato, su questo numero di 88 pagine, ma potenzialmente erano molto di più. E all'interno di queste 88 pagine che cosa trovano i lettori? Ma chiaramente i lettori, la parte più corposa è rappresentata dalla vita dei gruppi e in questo caso, ripeto, gli alpini sanno scrivere, hanno scritto moltissimo, i vari gruppi, i vari capigruppo, ai quali diamo un po' da fare il lavoro giornalistico, poiché non abbiamo una redazione in grado, composta da tanti giornalisti, da poter andare a intervistare i vari gruppi, quindi dobbiamo affidarci alla loro esperienza sul campo e poi tradotta nello scritto, che noi cerchiamo poi di adeguare anche all'impaginazione del giornale. Chiaramente il lavoro di questo richiede molto tempo, perché loro raccontano la vita del loro gruppo, ognuno racconta la vita del gruppo nel corso dell'anno, e qui per inciso potrei dire al Presidente che magari sarebbe il caso di aumentare le uscite, i numeri annuali, altrimenti il prossimo anno magari faremo un libro di 130 pagine per poter raccontare la vita della sezione, che ho riscontrato. Io da tanti anni ho collaborato all'Alpin del Vittoriese con l'amico Alessandro Toffoli, tra l'altro, e quindi conosco la vitalità che anima tutti i vari gruppi, e gli alpini hanno sempre qualcosa da dire. Certo, dobbiamo saperla dire adesso con modi anche diversi, visto che siamo un numero destinato sempre ad assottigliarsi, e quindi dobbiamo riaccendere un po' le micce anche dei nostri valori nel mondo giovanile. Bisogna trovare nuove strade anche per comunicare. Trovare nuove strade di comunicazione. Abbiamo detto c'è il racconto delle attività dei gruppi, c'è la parte dedicata alla storia, c'è anche la parte dedicata alla memoria, no? So che avete anche delle testimonianze così. Questo è molto importante, questo grazie anche sempre al Centro Studi, che ha attivato questa nuova sezione nella quale si potranno vedere le storie di
alpini ormai novantenni che racconti di vita, della loro vita sotto nel servizio militare. Ce ne sono 6 su questo numero. Un paio purtroppo hanno posato lo zaino a terra nel corso dell'anno, non potranno vedere anche il risultato della loro testimonianza, chiaramente lo avranno i loro, familiari, i loro familiari, e poi ci sono chiaramente tutte le uscite che vengono fatte dalla sezione, ci sono le esperienze dei 3 cori della sezione, la protezione civile che ha messo in campo sicuramente molte iniziative. Insomma è un giornale molto completo. Io ho raccolto l'eredità dell'amico Nino Valenti, che è andato avanti lo scorso agosto. Quando Maurizio mi ha chiesto di poterlo sostituire, chiaramente io sono un alpino, devo accettare. Certo, e il nostro ricordo va anche appunto ad Alessandro Valenti, che anche con noi è sempre stato molto presente e molto vicino, insomma, anche alla nostra realtà. Bene, questo diciamo per quello che riguarda il giornale. Riproponiamo la copertina. Questo è il numero appunto che è appena uscito, fresco di stampa, come si direbbe. Dove si può trovare l'Alpin del Vittoriese? So che magari tutti i vari soci hanno una corsia preferenziale, ma se qualcun altro volesse trovarlo, dove lo trova? La distribuzione avviene solo potrà venire in sezione a Vittorio Veneto oppure presso i vari gruppi. Chiaramente nel corso del cambio di comunicazione che dovremo fare per farci vedere di più, senza rischiare una autoreferenzialità che ancora molti ci possono imputare, bisogna trovare delle nuove forme di comunicazione e nuove forme di distribuzione, anche per far vedere cosa sono in grado di fare gli alpini della sezione di Vittorio Veneto, soprattutto in questo caso. Vedremo, però il punto di riferimento rimane sempre la sezione di Vittorio Veneto per poter avere un giornale. Poi magari quando potremo stamparne qualche centinaio di copie in più, vedremo di poter fare qualcosa di meglio. Beh, adesso abbiamo un direttore nuovo, ci proporrà delle novità editoriali, ovviamente una linea editoriale che rimane comunque fissa, ma chiaramente potrà essere modificata rimanendo all'interno dei binari dell'alpinità, ovviamente, e quindi aspettiamo proposte da parte del direttore, le vaglieremo e vedremo cosa potremo fare, ovviamente. Chiaramente il futuro degli alpini anche nella comunicazione potrebbe dipende proprio dalla capacità di adattarsi alle nuove realtà anche attraverso la comunicazione e l'informazione, quindi per valorizzare il patrimonio culturale che abbiamo con iniziative di formazione, roba che fa già comunque il centro studi e che andrà in stretto abbinamento con quanto potrà essere oggetto di scrittura sul nostro Alpin del Vittoriese. Certamente, e mi permetto di dire che io vorrei anche rubacchiare un po' di cose dal giornale, perché per esempio questa rubrica che state facendo dedicata alla memoria con gli alpini non più giovanissimi, ecco, potrebbe avere anche una versione televisiva, ecco, io la butto lì, sia il direttore sia Valentino e poi chi vuole sia il presidente. Quindi, è un format, quindi voglio dire. Quindi potremmo anche, sappiate che c'è
c'è del lavoro in più da fare, insomma. Bene. Ecco, sappiatelo. Bene, siccome i minuti corrono, vorrei tornare a quanto anticipavo prima, e quindi torniamo da Valentino De Nadai, referente del centro studi dell'ANA sezionale per quanto riguarda Vittorio Veneto, il libro verde. L'abbiamo citato tante volte anche qui a Penna Nera, ma per chi non dovesse sapere cos'è il libro verde, Valentino. Allora, il libro verde è un documento che riassume tutte le attività che sono fatte dai gruppi a livello di volontariato e riporta anche un valore legato alle donazioni che i gruppi stessi hanno fatto ai vari beneficiari. Il compito del centro studi per quanto riguarda il libro verde è di raccogliere tutte le informazioni, tutti i dati dai gruppi, metterli insieme, analizzarli, valutarli, nel caso necessario anche correggerli se serve, e poi inviare questi dati alla sede di Milano, che poi procederà alla pubblicazione del libro. Volevo solo dare, non dare i numeri, ma dare dei numeri che sono relativi all'anno scorso, perché il libro verde che stiamo parlando è quello delle attività del 2024. In riferimento alla sezione di Vittorio Veneto. La sezione di Vittorio Veneto ha, attraverso i suoi gruppi, donato alla società 15.578 ore di manodopera gratuita. Hanno inoltre donato, sempre ai vari beneficiari della società, 24.919 euro. Se prendiamo i 15.578 ore e andiamo a moltiplicarle per un valore di medio costo orario della regione Lombardia, che è di 32,40 euro ora, il totale ore trasformato in denaro della sezione di Vittorio Veneto è di 504.727 euro. Quindi siamo oltre $500.000 di euro donati in manodopera gratuita. Ecco. Ed è un numero, per una sezione piccola come la nostra, di 19 gruppi e 2.500 iscritti, è indubbiamente un numero molto molto importante. Quindi traduciamo e ripetiamo, gli alpini che nel corso del 2024, gli alpini della sezione ANA di Vittorio Veneto, che nel corso del 2024 hanno svolto ore e ore e ore di volontariato su più fronti, ok? Tutto questo sommato, se qualcuno avesse dovuto pagare queste ore che gli alpini hanno donato gratuitamente, tutto questo sarebbe costato più di 500.000 euro. Quindi sono 500.000 euro, più di 500.000 euro, donati alla comunità. Ecco, certamente. Tradotto insomma in ore di lavoro. Sì. E questo ovviamente è un plauso che va ancora una volta agli alpini, e sono cose queste che le diciamo noi qui, ma insomma sono cose che molto spesso non fanno notizia. Allora, siccome abbiamo ancora tanta carne al fuoco, vi chiedo di correre un po', ma so che il Presidente Casetta voleva aggiungere qualcosa di relativo al discorso delle biblioteche che abbiamo fatto prima. No, sì, esatto. Molto probabilmente si è dimenticato Valentino di dire che le nostre biblioteche sono all'interno di un sistema che si chiama BiblioWind e all'interno del sistema del bibliotecario nazionale, per cui se qualcuno, il classico nome è Canicattì, volesse un libro della sezione di Vittorio Veneto e lo trova all'interno dell'elenco delle biblioteche nazionali, può richiederlo ovviamente alla sezione di Vittorio Veneto, che sarà lieta di spedirglielo, mandarglielo per la lettura. Questa è una cosa. Una parentesi volevo chiudere per quanto riguarda le biblioteche. La seconda cosa, vorrei che Valentino ci parlasse invece della prima edizione del concorso al Bosco delle Penemozze, un concorso letterario. Ecco, allora ricollegandosi a quello che abbiamo detto prima del Bosco delle Penemozze, portando i ragazzi in visione al luogo,
Abbiamo fatto partire a settembre, abbiamo dato il via ad un concorso letterario che è a disposizione di tutte le scuole primarie di tutte le province del Veneto, quindi è a livello regionale. Un concorso letterario che è stato intitolato Ho visitato il Bosco delle Pene Mozze e è dedicato a Marino Dal Moro, che è uno dei fondatori appunto di quel memoriale. Cosa faranno questi ragazzi? Produrranno un elaborato che invieranno all'indirizzo email del centro studi della sezione di Vittorio Veneto. Questi elaborati verranno poi presi in carica da una commissione di tecnici, li andranno ad analizzare e alla fine abbiamo messo la data inizio maggio come ultima consegna, in modo di arrivare verso fine scuola con le cose pronte da presentare nella giornata, nella serata finale dove ci saranno le premiazioni. Questa commissione valuterà appunto questi elaborati, stilerà una graduatoria e verranno premiati il primo, il secondo ed il terzo, con rispettivamente 500, 300 e 200 euro che poi la scuola andrà ad utilizzare nel modo che ritiene opportuno. Importante che non è la scuola, ma quella che viene premiata è la classe che ha prodotto questo elaborato. Mi ero dimenticato di dirlo prima, ha fatto bene il Presidente a ricordarmelo, perché è un progetto al quale noi come centro studi ci teniamo tanto, ma l'emozione porta a dei piccoli scherzi. Abbiamo recuperato abbondantemente. Presidente Casetta, abbiamo detto, insomma, questa puntata tra Natale e Capodanno, e poi andrà in onda anche nei primi giorni del 2026, ovviamente segna un po' la chiusura dell'anno, anno che ha visto appunto Maurizio Casetta salire agli onori per appunto il nuovo ruolo di presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Allora ti chiedo molto velocemente di fare un po' un bilancio di quest'anno, e magari mentre parli io mando le immagini del pranzo del 30 novembre scorso, che ha un po' suggellato così il momento in cui gli alpini si sono fatti gli auguri in maniera insomma anche goliardica e culinaria, ecco, diciamo così. Certo, riprendendo la tua frase, hai detto una parola che è onori. Io cambierei anche una vocale e farei onori e oneri. Comunque ampiamente molto onori e oneri vanno ovviamente di pari passo, ma se devo fare un bilancio è assolutamente positivo. Ho una squadra e qui ne ho una piccola parte, veramente usiamo il termine in gamba, non è forse il più appropriato, ma usiamo quel termine, ma assieme a loro ho la mia vicepresidenza, i 3 vicepresidenti, i 19 consiglieri, i 18 consiglieri, i 19 capigruppo che stanno lavorando intensamente per quello che è appunto la vita futura e sempre più difficile della sezione. Cambiano i numeri, si abbassano i numeri, quindi dobbiamo sopperire a questo con altre opere, con altri progetti. Il progetto del centro studi è un progetto molto grande che noi abbiamo voluto proprio sponsorizzare, lasciatemi pensare questo termine, sponsorizzare, perché sarà, credo, il futuro del mondo alpino. Sarà il centro studi, saranno queste opere, queste iniziative culturali che riusciremo a mettere in atto ed in campo per far rendere ancora il nostro mondo alpino ben visibile all'intera comunità, e credo che anche quest'anno lo abbiamo fatto. Quindi sicuramente un anno molto molto importante per me, molto importante per la sezione, e
e che abbiamo concluso, come si vede dalle immagini, dalla cena di Natale. L'abbiamo fatta il 30 di novembre, 160 persone che hanno partecipato a questa cena, e questo è stato motivo di grande soddisfazione da parte mia, ma credo da parte di tutta la parte dirigenziale della sezione ANA. Ecco, proprio in questa occasione c'erano anche delle autorità. Andiamo a proporvi le brevi dichiarazioni del sindaco di Tarzo, nonché onorevole Gianangelo Boff, e dell'assessora del comune di Vittorio Veneto, Barbara Denardi. Gli alpini sono un'istituzione per i nostri territori, gli alpini sono supporto per le nostre popolazioni e per i nostri cittadini, quindi a loro va il mio migliore augurio di un buon Natale, buone feste e un grande grazie per tutto il lavoro che fanno per i nostri territori, per le nostre comunità. Auguri a tutti gli alpini, alle loro famiglie, per un Natale sereno. Sicuramente da parte di tutta l'amministrazione, della sindaca e anche mio personale, c'è il ringraziamento per tutto quanto quello che viene svolto, non solo nel campo delle attività primarie delle associazioni, dell'associazione Dharma, ma anche tutto quello che gli alpini fanno in termini di solidarietà, in termini di tutela del territorio e di aiuto alle pubbliche amministrazioni. Il loro supporto è insostituibile, lo riconosciamo tutti quanti e lo riconosciamo anche in questo periodo di Natale, quando normalmente si tirano le somme di quelle che sono le attività di tutto l'anno, per cui per l'anno prossimo ovviamente il ringraziamento per l'anno passato, e per l'anno prossimo l'auspicio che si possa rinnovare questa collaborazione. Questi erano rispettivamente Gianangelo Boff e Barbara Denardi ai nostri microfoni, ma in quell'occasione c'era anche il consigliere nazionale Bassetto della nostra sezione, della sezione ANA di Vittorio Veneto, che proprio sta per concludere il suo mandato appunto a livello nazionale. E quindi andiamo a sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni. Consigliere, intanto si sta per concludere il suo mandato, un bilancio di questi anni che ha trascorso così al vertice dell'ANA. È stato, vorrei dire, un bilancio positivo, perché quando lavori a livello nazionale ovviamente incontri altre persone, altra gente, hai modo di scambiare la tua opinione con tanti personaggi. Comunque è stata veramente una bella esperienza. Poi rappresentare le sezioni di Vittorio Veneto con le Ghiande Treviso per me è stato un vanto, anche perché grazie alla Dunata del Piave siamo ben visti in tutto a livello nazionale, e quindi un po', come si può dire, giocavo di questa grande adunata, questi ricordi di questa grande adunata. Quindi ha portato alta la bandiera di Vittorio Veneto, insomma, anche a livello nazionale. Certo, la bandiera di Vittorio Veneto, come le altre sezioni, ne sono stato veramente onorato e fiero di farlo. Il suo augurio di buon Natale alla sezione, agli alpini della sezione ANA di Vittorio Veneto. Il mio augurio in particolare è questo: dico a tutti gli alpini di crederci alla nostra associazione, un'associazione di volontariato, un'associazione Dharma, ma che lavora nel volontariato, che si presta moltissimo a essere presente ad aiutare chi ha bisogno prima di tutto. Sì, siamo pure alpini, ma non siamo un'associazione guerra fondai, ma siamo un'associazione che ci crediamo veramente ad aiutare il prossimo. Aiutare il prossimo, così il consigliere Bassetto. Presidente Casetta, immagino anche il ringraziamento da parte della sezione al consigliere. Beh sì, l'altra sera ci siamo incontrati perché abbiamo avuto il nostro ennesimo consiglio. Normalmente il consiglio sezionale si tiene una volta al mese, e c'era anche appunto Bassetto, a cui ho fatto gli auguri e l'ho ringraziato per questi 6 anni di lavoro che lui ha fatto sul territorio che gravita nella sua pertinenza, e quindi la sezione di Treviso, la sezione di Conegliano e la sezione di Vittorio Veneto. Ha detto una grande verità: noi sì, siamo un'associazione Dharma perché siamo inquadrati come tali, però il nostro obiettivo principale è quello di
di aiutare e di fare volontariato. E come noi diciamo, noi ricordiamo sempre i nostri defunti, chi ha posato lo zaino, chi aveva il nostro cappello in testa, ma sicuramente aiutando i vivi. E questa è la grande verità, il grande slogan che noi da molti anni portiamo avanti, ed è la verità fondamentalmente. Certo, certamente, certamente. Siamo quasi in conclusione di puntata, facciamo un ultimo giro. Fulvio Fioretti, ricordo direttore, neodirettore del giornale L'Alpin del Vittoriese. Allora, ti chiediamo sia di fare gli auguri ai tuoi lettori a questo punto, diciamo così, ma anche diamo ancora qualche anticipazione di quello che possono trovare all'interno del giornale, del numero che è appena uscito. Sicuramente, altrimenti sarebbe da parlare per diverso tempo. Abbiamo detto troppe pagine. Diciamo che è interessante comunque anche questo, la comunicazione verso i giovani, con l'esperienza di ragazzi che hanno frequentato i campi scuola, e l'esperienza di un giovane ufficiale che è di Colle Umberto e che si racconta in queste pagine, senza dimenticare che quest'anno abbiamo avuto anche un evento nazionale come la gara di tiro a segno nazionale, che occupa buona parte anche del nostro giornale, e ovviamente i resoconti dalle adunate, quella nazionale di Biella, quella triveneta di Conegliano e quella sezionale che si è svolta a Miane. E quindi diciamo da leggere ce n'è, e faccio con questo anche gli auguri a tutti i nostri fratelli alpini della sezione. Molto bene, passiamo il microfono e la parola a Valentino De Nadai, Centro Studi Sezionale. Mi pare che il lavoro non manchi per voi, giusto? Assolutamente no. Il lavoro non manca, ci sono grossi impegni che ci aspettano per il 2026. Nel 2026 ci sarà un evento molto importante, ricordato, che è il 50° anniversario del terremoto del Friuli. E il Centro Studi Nazionale si sta muovendo già a questo proposito, programmando delle iniziative, programmando tante cose. Ha coinvolto anche noi centri studi sezionali, noi da parte nostra stiamo già lavorando con loro, abbiamo già fornito un bel po' di materiale, magari ne parleremo in una successiva occasione. Quindi il centro studi lavora tutto l'anno, non si ferma, è una squadra coesa, è una squadra che lavora bene insieme, e speriamo nei migliori risultati anche nell'anno a venire. Voglio salutare anch'io tutti gli spettatori e augurare buone feste veramente di cuore a tutti quanti. Grazie Valentino De Nadai, e l'ultima parola al presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta. Adesso sì, per gli auguri finali. Sì, mi sono dimenticato però di salutare una persona e di ringraziare soprattutto una persona che anche lui è neofita in quest'anno nel nostro territorio, ed è Sua Eccellenza Monsignor Battocchio, che noi abbiamo avuto il piacere di ospitare, e la Tenda TV lo ha trasmesso in diretta, il Giubileo degli Alpini che abbiamo tenuto la data non me la ricordo, il 23 di novembre. Nella abbazia di Follina, appunto, che è chiesa appunto giubilare. Il vescovo con piacere ha detto la Santa Messa, accompagnata dai 3 cori della sezione ANA di Vittorio Veneto, per cui è stato un momento molto toccante e molto intenso. Non mi resta altro, anche a me a questo punto, di rinnovare gli auguri a tutta la squadra, a tutti gli alpini che sono all'interno della mia squadra, quindi Centro Studi, le Salmerie, i 3 cori, il direttore responsabile del giornale e poi la i miei protezione consiglieri, civile, poi eccetera, tutti quanti. Esatto. Una buona continuazione di festività natalizie, che sia un grande 2026 per tutti, e soprattutto che sia un anno dove veramente scoppia la pace.
Questo ce lo auguriamo veramente tutti. Io ringrazio tutti gli ospiti che appunto sono stati qui in questa puntata natalizia di Penna Nera, e quindi grazie a Maurizio Casetta, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, grazie a Fulvio Fioretti, direttore responsabile del giornale L'Alpin del Vittoriese, e grazie a Valentino De Nadai, referente del centro studi ANA sezionale. Grazie a tutti, ovviamente auguri anche da parte mia, sia agli ospiti sia a tutti voi telespettatori che ci seguite sempre con molto affetto, e in particolare, dobbiamo dirlo, seguite anche con molta attenzione ed entusiasmo tutti gli appuntamenti degli alpini, dobbiamo dirlo, durante l'anno, che diventano anche più numerosi perché voi insomma ce lo richiedete e li seguite veramente con grande attenzione e grande entusiasmo, ripeto. Grazie a tutti voi per averci seguito, ancora buone feste da Penna Nera e dalla Tenda TV.